Il 7 marzo sciopero generale dei lavoratori dell'Electrolux. Nulla di fatto dall'incontro tra aziende e sindacati. I tagli restano. Buonasera telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, le avete sentite le notizie principali di questa edizione trevigiana dei nostri notiziari. In apertura la cronaca sindacale, ci occupiamo della vicenda Electrolux, con il piano presentato dall'azienda che prevede solo in provincia di Treviso 370 esuberi. Questa mattina l'incontro tra azienda e sindacati, la multinazionale conferma il piano e i tagli, i sindacati dichiarano guerra, convocato per lunedì prossimo lo sciopero generale con la manifestazione davanti agli stabilimenti di Porcia in Friuli e di Susegana. Sentiamo. Lunedì prossimo sarà sciopero generale a Conegliano dei dipendenti degli stabilimenti Electrolux di Porcia e Susegana. È questa la decisione presa oggi dalle sigle confederali al termine dell'incontro con l'azienda. La multinazionale del freddo, pur affermando prima di entrare al tavolo di aver raccolto l'invito del ministro Sacconi alla responsabilità sociale, di fatto ha presentato il piano degli esuberi, tale e quale: 370 posti da tagliare a Susegana dunque e 210 a Porcia. Noi pensiamo che le imprese non possano solamente considerare il nostro paese e l'Europa come un mercato, ma debbano assumersi responsabilmente le conseguenze delle scelte. La trattativa cominciata con un'ora di ritardo è terminata nel pomeriggio con un nulla di fatto, riunione sospesa e azienda richiamata dai sindacati a formulare un nuovo piano. Le sigle sindacali non si presenteranno dunque all'appuntamento del 7 marzo prossimo e anzi chiamano gli operai a raccolta. Giovedì intanto ci saranno le assemblee dove il piano sarà presentato ai dipendenti. Noi pensiamo che si debba trovare una soluzione nell'equilibrio anche della salvaguardia dei posti di lavoro. La nuova riorganizzazione infatti arriva a 24 mesi dal piano del 2008 che già aveva lasciato a casa 215 dipendenti.